andati a Cavanella d'Adige, a Corte Salasco, e grazie all'assessore Mauro Mantovano ai lavori pubblici ci siamo potuti un po' rendere conto della situazione, di come, che condizione è il compendio e le idee che ci sono, cosa si pensa di fare, le varie ipotesi. Io credo che il compito dell'amministrazione in queste situazioni non sia necessariamente fare, come si dice, magari anche in termini un po' così, spesso non condivisibili, business. Il compito dell'amministrazione è quello di garantire il mantenimento della struttura, quindi se si riuscisse a ricavare un minimo di fondo economico per garantirne la manutenzione e poi renderlo fruibile. Poi ci sono delle attività per cui può essere anche che l'amministrazione decida, anche magari in tempi di, come si dice, di vacche magre, di mettere a disposizione un minimo di risorse, ma far sì che questa struttura non resti, come si dice, una cattedrale deserta, oppure come vediamo oggi in una giornata dei primi di gennaio con le imposte chiuse. Sarebbe bellissimo che questa piazza, questo immobile che un tempo era centro di cultura, centro di vitalità agreste di una frazione come Cavanella d'Adige, possa ripartire nella sua vitalità. Quindi questo sarebbe estremamente bello. Io mi auguro che il collega Donin riesca in questa impresa e comunque insomma, dopo l'amministrazione ovviamente è aperta anche ad altre soluzioni. Ci auguriamo di riuscire a mettere in piedi questa soluzione interna. Grazie Assessore. Giuseppe Boscolo-Palo ritorna alla casa madre dell'UDC. L'esponente politico molto fermo nei suoi propositi, Giuseppe Boscolo-Palo, ex UDC, ex Forza Italia, ex PDL, PDL ricordatevi che non vuol dire popolo della libertà, vuol dire polli della libertà, perché per prendersi certi elementi bisogna essere solo che polli. Ex lista civica Avanti Chioggia, quella lista che si era caratterizzata, c'erano a dicembre di un anno fa 10 firme, 10 persone che firmavano, un certo Zemelo e elementi vari della famiglia Penzo eccetera eccetera, che si dichiaravano tutti quanti grandissimi amici, soprattutto il Bosco Giuseppe Palo era grande amico dell'ex sindaco di Padova, e a un certo punto ex anche amico di Tiozzo Romano Paggio, sempre da sue dichiarazioni sui giornali. Se dico qualcosa che non va spero che qualcuno mi corregga, e a un certo punto ha pensato bene di ritornare alla casa madre. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Meno male, tanto più danni di quelli che ci ha fatto all'interno del centrodestra credo che non ne poteva fare. Bentornato all'UDC. Questa è completa. Questa è completa. Allora, aspetta un attimo. Questa è completa. Non si legge così. Tienila bene, sennò non riesco a Questa è leggere. completa. Non si legge mica. Per motivi fiscali la toilette è riservata solo agli avventori, essendo un servizio è soggetta, sai che ti sei legato da G, al 21% di IVA e non al 10% di IVA, come le consumazioni, di cui questo esercizio è soggetto, sempre senza la G. Si informa che l'uso della toilette ne ha diritto il singolo cliente avendo prima ordinato e pagato la consumazione. Per ulteriori informazioni 117. Caro Presidente Tesserin, allora siamo proprio agli sgoccioli, oggi è l'30, domani è l'ultimo dell'anno. Come considera, questa è la conclusione dal punto di vista regionale, visto che ha lavorato fino all'ultimo? Ma io devo dire che se non fossimo in un anno di grande preoccupazione per la crisi, considereremmo questo finale dell'anno che sta chiudendosi estremamente positivo per quanto riguarda la regione.